Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci e di essere con noi ai nostri ospiti FNP CISL. Parliamo dell'impatto che avrà quest'anno sulle pensioni, non soltanto sulle pensioni, sulle persone in generale, la legge di bilancio 2025. Ci sono diverse ripercussioni di vario genere, bisognerà che prestiate un po' di attenzione. Io poi vi consiglio da subito di rivedervi poi la puntata. La svilupperemo in più tranche in prosieguo, però quest'oggi con i nostri esperti avremo modo di lanciare tanti input che devono essere seguiti e sono molto importanti. Con noi Francesco Bisognano, responsabile coordinatore del Dipartimento Previdenza dell'FNP CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Salve. Ben ritrovato. Poi abbiamo Riccardo De Stefani, responsabile fiscale CAF CISL Padova Rovigo. E quando parliamo di CAF parliamo di tassazione, ben arrivato anche a lei. Grazie. Nella seconda parte della puntata ci sarà, sostituirà il CAF invece l'INAS CISL di Verona con Monica Bombieri. Allora, grazie a tutti quanti voi, io direi di inquadrare subito la situazione perché il tempo vola. 2025 finanziare una legge di 30, se non sbaglio, miliardi. 30 miliardi, sì. Poche risorse e qualche cambiamento. Sì, e dopo l'approvazione della legge di bilancio, come si diceva prima, complessivamente circa 30 miliardi, più della metà va a impattare su quelle che sono le politiche fiscali e previdenziali, cioè che interessano soprattutto, noi diciamo, lavoratori dipendenti e pensionati, con una serie di norme e di situazioni legislative che bisognerà esplorare attentamente per cercare di capire quali sono i benefici che da questa legge di bilancio se ne può avere applicando quella che è la normativa che sta per entrare in vigore. Agevolazioni fiscali da una parte, tasse dall'altro e normativa sulle pensioni con l'altro step che faremo successivamente. Ci impegniamo nel corso dell'anno ad approfondire magari precisi argomenti per poter dare delle notizie molto più pregnanti e invitiamo, come si è detto prima, gli utenti a venire presso le nostre sedi, CAF, patronato o agenti della FNP, per cercare di avere tutti quei chiarimenti che sono utili per poter approfittare di queste situazioni che sono nate con l'impegno che comunque la CISL ha messo nella discussione col governo per portare a casa queste agevolazioni. Quindi agevolazioni sono previste, alcune sono in scadenza, ci saranno per quest'anno, non le ritroveremo più avanti, per quello bisogna prestare attenzione in alcuni ambiti. Ultimamente i governi che si stanno succedendo la normativa la prorogano di anno in anno, sono azioni che vengono decise di anno in anno per cui bisogna stare molto attenti. Non abbiamo una programmazione che fatta oggi dura per i prossimi 5-6 anni per cui uno può avere la certezza di quello a cui va incontro, per cui deve prendere quello che c'è ed è importantissimo conoscere quello che si può fare. E allora cerchiamo di conoscerlo, faccio intervenire subito lei Riccardo De Stefani. Scaglioni innanzitutto, che cos'è riconfermato, cos'è cambiato? Vediamo anche il supporto delle slide insomma. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Come diceva prima il collega, è vero che le ultime finanziarie che vengono emanate non sono finanziarie con una programmazione lungimirante economica, ma sono finanziarie che vanno a tarare quella che è l'annualità tendenzialmente per cui esse vengono emanate, quindi sono riferite nell'ultima emessa all'anno 2025 e quindi creano una norma ad hoc per l'anno fiscale 2025. Ma come vedremo per esempio nell'ultimo scaglione, nell'ultima diapositiva, quando parleremo di bonus casa, sono gli unici per cui la normativa si è un attimino prorogata anche per le annualità successive. Per quanto riguarda la sua domanda e per quanto riguarda l'IRPEF, la buona notizia è che la tassazione impositiva IRPEF, cioè è l'imposta sulle persone fisiche, che è quell'imposta che colpisce maggiormente i lavoratori dipendenti e i pensionati, è rimasta inalterata nel 2025 rispetto al 2024. Sono rimaste in tassazioni 3 scaglioni IRPEF, 3 maxi scaglioni rispetto al passato che erano 5, per cui il primo scaglione è rimasto inalterato, che porta una tassazione ridotta del 23% fino a redditi di 28.000 euro. Un secondo scaglione con un'aliquota intermedia del 35% per redditi fino a 50.000 euro, per arrivare a un'aliquota ultima marginale
totale del 43% quando la redditività supera appunto i 50.000 euro. Stiamo parlando di cifre lorde. Stiamo parlando di redditi ovviamente lordi, i quali poi sono soggetti rispetto alle aliquote, quindi alle percentuali che abbiamo detto, sono soggetti a tassazione per questi importi. C'è questa è una novità però qua per il 2025, vero? Sì, l'unica novità è quella che la no tax area, quindi la fascia di reddito che non viene intaccata dalla tassazione sia per i dipendenti e pensionati, è rimasta ad 8.500 euro. Ma l'altra novità positiva in questo caso per i lavoratori, tendenzialmente per i lavoratori dipendenti, è stato l'aumento della detrazione di lavoro, che tradotto significa uno sconto maggiore sulla tassazione, quindi un importo che impatta sullo sconto IRPEF, quindi un reddito che rimane nelle tasche dei lavoratori più consistente, da, come vedete in video, da 1.880 euro un aumento a 1.955 euro, quindi un'agevolazione maggiorata. Se vediamo la slide successiva è interessante perché ci fa capire la quota di pensionati che potrà godere avendo un reddito che rientra un po' entro i 28.000 euro, giusto? Esatto. Eccolo qua. Però per questa diapositiva lascerei più che altro la parola al Bisognano. Questa è la rappresentazione di quelli che sono i pensionati in Veneto nell'anno 2023 e la tassazione 23, 35 e 43 come va a impattare sul numero di pensionati che comunque abbiamo nella nostra regione, ed è anche su queste tabelle che poi noi cerchiamo di tarare la nostra attività per cercare di capire quali fasce sono quelle più disagiate, che hanno più problemi, per poter essere aiutate rispetto a qualcosa che comunque è la tassazione, che comunque riguarda anche i pensionati, che dopo aver pagato una vita con il proprio lavoro le tasse ordinarie come lavoratori dipendenti, continuano purtroppo a pagare le tasse anche come pensionati. Assolutamente. E quindi ben venga entro i 28.000 euro, quindi rientra una fascia abbastanza, un po' più estesa, insomma. Un po' più estesa, si risparmia circa 2% rispetto alla tassazione precedente, però sono cifre che si vanno ad aggiungere. Il problema è che comunque parliamo sempre di redditi e di pensioni che sono basse, perché fino a 15.000 euro, fino a 25.000 euro, diciamo che sono pensioni che non è che si goda, ecco, degli importi che si hanno. È stato tagliato un po' il cuneo fiscale? Sì, è stato con questa finanziaria aumentato quello che è il beneficio del cuneo fiscale, ossia un aiuto economico al pagamento impositivo, cioè il cuneo fiscale rappresenta gli aiuti economici che vanno un po' ad abbattere quella che è l'imposta. La prima misura adottata è quella di aver migliorato rispetto all'anno precedente il trattamento integrativo, che è conosciuto come ex bonus Renzi. Lo scorso anno era riferito a un tetto massimo reddituale di 15.000 euro con un importo massimo di 100 euro mese, quindi 1.200 euro all'anno. Da quest'anno la fascia di dipendenti che godrà di questo trattamento integrativo è stata incrementata a 20.000, quindi c'è un ulteriore balzo in avanti per coloro che godranno di questo beneficio. Non sarà più però di 100 euro mese come l'anno precedente, ma si andrà per scaglioni reddituali, quindi per step reddituali. L'altra cosa positiva da ricordare è che tale trattamento integrativo però sarà solamente, come i precedenti, beneficiato dai lavoratori dipendenti, non spetterà purtroppo ai pensionati, e sarà riconosciuto in automatico direttamente dal datore di lavoro, quindi il lavoratore non dovrà fare richiesta perché verrà automaticamente riscontrato. Per i redditi invece superiori ai 75.000? Esatto, un'ulteriore novità che l'anno scorso non era prevista: ci sarà sempre, per ridurre il cuneo fiscale impositivo, una maggiore detrazione per lavoro, quindi una maggiore detrazione che poi si tramuta in uno sconto dell'IRPEF, di conseguenza pago meno imposta, per coloro che hanno redditi da 20 a 40.000 euro. Non è un trattamento integrativo diretto come il precedente che abbiamo detto, ma si tratta comunque di un ulteriore abbattimento dell'imposta. Certo.
I redditi superiori a 75.000 euro, gli oneri e le spese verranno riconosciute con dichiarazione dei redditi. Quindi qua invece è necessario fare la dichiarazione dei redditi. Qua invece occorrerà fare dichiarazione di redditi. Questo è un po' un rovescio della medaglia del cuneo fiscale che dicevamo prima, perché per consentire questo come abbiamo detto, questo maggior numero di contribuzione a livello impositivo italiano, il rovescio della medaglia è che nel momento in cui si andrà a fare dichiarazione di redditi, ovviamente parliamo per la dichiarazione di redditi 2026 per l'anno di imposta 2025, cioè per l'anno prossimo, coloro che avranno redditi che supereranno i 75.000 euro, le spese, gli oneri detraibili che andranno a recuperare in dichiarazione di redditi non saranno pieni, quindi non ci sarà un recupero effettivo, ma sarà un recupero comunque calmierato in base al reddito, quindi più alto sarà il reddito, meno sarà la detrazione, anche in riferimento ai familiari a carico. Le novità fiscali 2024 per la famiglia e poi per la casa, quali sono? Per la famiglia parliamo di figli anche? Allora, per la famiglia parliamo di figli, anche questa norma va diciamo così, nella norma generale del cuneo fiscale. Qui purtroppo la notizia non è una notizia positiva per i contribuenti, perché i figli dal 2025 saranno considerati a carico con i modi e con i termini che sempre abbiamo applicato, ossia un reddito massimo di 2.841 euro. La normativa però che cosa ha introdotto? Un limite diciamo così, di età che non era mai stato applicato prima, per cui la norma ha previsto figlio a carico fino a un massimo di 30 anni di età. Però se c'è disabilità si va oltre. Se c'è disabilità, questo limite, diciamo così, temporale di età non verrà applicato. È un modo per cercare di buttarli nel mondo del lavoro, insomma, che cerchino di lavorare. Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono i contribuenti extracomunitari e gli altri familiari a carico. Sì, è una norma che continua, quindi è una norma che parla sempre di diritto di famiglia e quindi di, diciamo così, di carico fiscale. Sempre la legge di bilancio ha stabilito per i contribuenti extracomunitari che hanno familiari all'estero dall'anno 2025, anche se a carico, non li potranno più considerare tali, quindi non potranno più essere inseriti nel carico delle visto che sono residenti all'estero. In quanto ancora residenti all'estero. Invece i familiari a carico sono soltanto i genitori? Sì, negli altri familiari anche qui c'è stato un ridimensionamento della norma degli altri familiari a carico, che non sono più una cerchia di parenti di grado lineare o ascendenti, come era prima in base a un articolo del Codice Civile, ma si è limitato con la normativa attuale agli ascendenti diretti e quindi ai genitori. Rapidamente, spese scolastiche, acquisto elettrodomestici, spese scolastiche, quindi il tetto sale a 1.000 euro, quindi c'è un miglioramento qui. Esattamente. Mentre gli elettrodomestici, bisogna ricordarlo, perché magari gli elettrodomestici, qui non si parla di dichiarazione di redditi, è un contributo che si può richiedere, seppur la norma attuativa deve ancora essere emanata, quindi per adesso siamo solo nel decreto, però si parla di agevolazione direttamente dal negoziante, quindi dal negozio, quando c'è un acquisto di un elettrodomestico, però la lista deve ancora essere emanata ministerialmente da quali saranno questi elettrodomestici che saranno certificati. Certo. Il beneficio, come dicevo, può essere chiesto direttamente al negoziante. Si parla di un recupero del 30%, però con un tetto massimo di 100 euro di ritorno economico sul nuovo acquisto. Perfetto, siamo in chiusura del suo intervento, però le novità fiscali per la casa vanno dette rapidamente. Guardi, velocemente, per quanto riguarda i bonus casa, allora l'elemento essenziale è che dal 2025 era già sparito e non troviamo più il classico super bonus, se non per spese limitate e marginali rispetto ai condomini. Le spese rimaste sono quelle relativamente all'abitazione principale, dove si andrà a recuperare sempre il 50% come le annualità precedenti. Per tutti gli altri immobili, che si tratti di ristrutturazione o altre tipologie di interventi su cui negli anni precedenti c'erano agevolazioni maggiori, la normativa ha calmierato tutto al 50%, per l'anno 2025 36% per le altre unità abitative, cioè vuol dire le seconde case, eccetera, 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 cioè non l'abitazione principale. Tra l'altro questi benefici nel 2026 andranno tutti al 36%, come dicevo prima è l'unica normativa un po' lungimirante,
per arrivare poi nel 27 e nel 28 al 30%. Quindi il messaggio è che coloro che volessero fare interventi sul bene, sugli immobili, o adesso o mai più, o adesso o anche dopo, ma adesso conviene di più ancora rispetto al dopo. Perfetto, non ci sono più bonus verde, la detrazione per spese di sostituzione di caldaie alimentate a GPL o metano, e questo comunque era già stato detto. Corretto. Io ringrazio tantissimo Riccardo De Stefani, perché adesso noi andiamo in pubblicità, ma verrà sostituito dall'INAS, per cui adesso parliamo anche di pensioni. La ringrazio molto. Grazie a voi. Qualche secondo di pubblicità, restate con noi perché ci sono altre novità importanti da recepire. A tra poco.